saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi parliamo delle COSEF, il secondo appuntamento di questo consorzio che raggruppa 4 aree industriali. Le ricordiamo: Cividale, Osoppo Gemona, Udine e Lausa Corno. Per parlare delle iniziative, delle realtà, oggi parleremo in modo particolare della zona di Cividale, abbiamo con noi in studio, cominciamo dalla mia destra, Davide Speconia, che ha un'officina di gommista a Cividale. Accanto a me il presidente delle COSEF, Renzo Marinige. Dall'altra parte, alla mia sinistra, Indira Fabbro, che fa parte del consiglio d'amministrazione delle COSEF, e quindi il consigliere regionale della Lega Nord, Elia Miani. Grazie per essere qui. Cominciamo dal presidente Marinige. Abbiamo detto 4 aree industriali. Oggi parliamo in modo specifico di quella di Cividale, le sue connotazioni, quali sono le ambizioni anche, no, degli operatori che sono presenti sul territorio. Intanto ringrazio per avermi invitato a questo incontro. Il COSEF è attivo dal 1° gennaio di quest'anno, come avete già detto raggruppa 4 aree, nasce dalla volontà di una legge regionale che è stata votata da tutti i gruppi, la legge regionale 3 del 2015, chiamata Rilancio Impresa, che ha tra l'altro anche fatto un riordino dei vecchi consorzi di sviluppo industriale. In tutta l'area ci sono 306 aziende industriali che occupano circa 9.000 addetti e hanno una superficie, queste 4 aree, di oltre 18 milioni di metri quadrati. Ecco, vorrei sottolineare 2 o 3 questioni. La prima, che le aree industriali sono tutte raccordate con la ferrovia, si movimenta circa 60.000 carri ferroviari all'anno e ha un porto, quello dell'Ausa Corno, al servizio dell'intera area. Io credo che sia molto importante rilevare che qui siamo di fronte al manufatturiero del Friuli. Le grandi imprese sono in queste zone, da Osoppo all'Ausa Corno, passando per Cividale e per Udine, e il porto Nogaro è un porto molto importante che dovrà entrare all'interno del riordino portuale dell'Alto Adriatico. Un'occasione per rimarcare l'importanza di Porto Nogaro, l'abbiamo già fatto anche in passato, adesso e con tutte le problematiche se che viene ci recepito sono, il messaggio, no? Esatto, se ci si rende conto effettivamente dell'importanza e del ruolo e dell'investimento fatto a suo tempo. Esattamente, cioè, queste sono le cose. Per quanto riguarda Cividale, io credo che bisogna ringraziare il consigliere regionale Elia Miani, che ha voluto far entrare, quando lui era assessore, il comune di Cividale con l'area ex SIFO, così si chiamava, SIFO, all'interno della ZIU, e poi è entrato all'interno proprio per far sì che una serie di benefici finanziari, incentivi, io ne voglio ricordare 2, l'articolo 6 di Rilancio Impresa, che dà fondi per quanto riguarda lo sviluppo delle imprese o per nuove imprese che arrivano, quindi è un articolo molto importante. Poi c'è l'articolo 86 che la Regione riconosce per la prima volta con il rilancio impresa la possibilità di avere dei fondi per fare le manutenzioni delle aree industriali, strade, eccetera. Io credo che questo sia un fatto molto importante, abbiamo ottenuto i primi finanziamenti e anche Cividale avrà questa possibilità, che è, credo, molto importante, perché, come ha detto spesso sia il sindaco ma anche l'ex assessore comunale, infatti, Elia Miani, dobbiamo ricordare, no, i ruoli che ha avuto nell'ambito da quando è stato chiuso il SIFO praticamente si è fatto poco, perché il comune di Cividale non aveva i fondi necessari e sufficienti. Io credo che questo sia un fattore molto importante.
la zona delle aziende storiche molto importanti, ma ne parlerà anche. E poi sentiremo dalla dottoressa Fabbro. Ecco, passerei proprio il testimone al consigliere regionale Miani. Lei ha creduto fortemente in questa aggregazione, anche basandosi proprio sulla sua esperienza personale, visto che ha fatto l'amministratore e adesso come consigliere regionale lei praticamente rappresenta in un certo qual modo, no, il cividalese. Sì, ecco, proprio come ha detto prima il Presidente Marini, prima di tutto volevo anche, soprattutto non per fare retorica, ma ringraziare il Presidente Marini dell'ex consorzio ZIU e adesso COSEF, proprio perché assieme abbiamo portato avanti questa entrata di Cividale, della zona industriale di Cividale nel consorzio COSEF. Io da parte mia come assessore al patrimonio, alle manutenzioni e ai lavori pubblici del Comune di Cividale avevo sempre questa diciamo, idea di riuscire ad entrare in un contesto più grande proprio per dare la possibilità alle aziende di avere degli aiuti economici, ma soprattutto di manutenzione e di sviluppo delle infrastrutture che sono nel contesto dell'area industriale di Cividale. Ma mi scusi consigliere, sì, una volta erano a carico questi ruoli, praticamente queste spese del consorzio, ma c'era anche il comune che doveva farsi carico, sì, di certe, sì, no, di certi aspetti. Però è nato come SIFO, come diceva, sì, il Presidente. SIFO era la zona industriale che è stata commissariata e liquidata nel 2000 circa ed è passata al Comune di Cividale del Friuli. Da quel momento sono iniziati, diciamo, i problemi, ma non problemi grossi, ma naturalmente di reperire delle risorse da parte del Comune per poterle sviluppare nella zona industriale. Sappiamo benissimo che purtroppo il centro di Cividale è importantissimo, tutta la città ne trae beneficio, la zona industriale è un fiore all'occhiello di Cividale del Friuli che porta, oltre che economia, anche posti di lavoro, ma soprattutto c'è la volontà da parte dell'amministrazione, è sempre stata, di dare un'opportunità alle aziende di vivere meglio e soprattutto di lavorare anche meglio, e questo era l'obiettivo. Siamo riusciti a farlo per merito, come ho detto prima, del Presidente Marini e del COSEF, adesso con la dottoressa Fabbro ancora di più, perché abbiamo proprio un rapporto diretto e anche i miei colleghi assessori quindi porteranno il loro contributo e insomma siamo felici. Da parte della Regione sicuramente farò il possibile anche... Ecco qui il nocciolo proprio della questione, no? L'appello di Marini. Beh, esatto, no? Perché facendo parte della quarta commissione, della sesta commissione, dove possiamo anche sicuramente vedere il bilancio che andremo a sviluppare, sicuramente terremo in considerazione queste realtà. Già un finanziamento che non è merito di questa amministrazione, ma penso di quella precedente, è stato messo a disposizione, che anche Cividale ne trarrà dei benefici. Ecco, Indira Fabbro, a lei il compito di illustrare un po' le caratteristiche, no, della zona industriale, dove sappiamo che ci sono tante realtà importanti. Sicuramente Cividale è conosciuta più dal punto di vista turistico, sì, che dal punto di vista delle aziende e quindi anche reperire delle informazioni, diciamo, non è poi così tanto semplice. Per chi cerca una storia, diciamo, della zona industriale non si trova granché, però sappiamo che ci sono delle aziende che già negli anni 60 iniziarono a svilupparsi nella zona industriale, appunto, di cui noi adesso ci stiamo interessando. Per esempio il gruppo cividalese delle acciaierie, che è famoso sia in regione che ovviamente a livello internazionale. Quindi diciamo che è sviluppato il settore siderurgico e negli ultimi anni si sono sviluppate anche molti altri settori, come per esempio il settore del legno. Ci sono delle aziende, quindi non solo imprenditoriali siderurgico, ma anche dal punto di vista artigianale. Ci sono circa una trentina di aziende e adesso, come adesso, il nostro compito sarà di far crescere, di far conoscere soprattutto questa zona in cui ci sono 3 aziende, fra l'altro acciaierie, Faber e la Forges, che sono aziende a grande impatto internazionale. E quindi c'è possibilità di nuovi
insediamenti lì, cioè la zona può svilupparsi ulteriormente? La zona si può sviluppare assolutamente sia a nord che a sud. Ci sono delle zone che per chi vuole comunque fare investimenti sono a disposizione per gli imprenditori che vogliono appunto insediarsi a 15 minuti comunque da Udine, quindi c'è una certa velocità nei trasporti, dall'autostrada, c'è il servizio ferroviario come diceva comunque prima il Presidente, e ci sono dei progetti appunto per far rientrare all'interno del COSEF anche questa importantissima zona industriale di Cividale che appunto secondo me non è conosciuta e valorizzata come dovrebbe essere. Sentiamo anche una testimonianza diretta di chi lavora nella zona industriale. Parliamo con Davide Specogna, che abbiamo detto ha un'officina di gommista e prima lei era nel centro di Cividale e poi ha trovato questa area favorevole agli insediamenti produttivi. Sì, esattamente, l'attività nasce appunto nel 73 proprio in centro a Cividale del Friuli, poi nell'85 sono entrato a far parte dell'attività e nell'89 è stata aperta l'unità, la nuova sede appunto nella zona industriale artigianale. L'attività si occupa di manutenzione su mezzi, su autovetture, su mezzi agricoli, autocarri e industriali ed è dotata delle migliori attrezzature disponibili sul mercato con tecnologia di ultima generazione. Lei in questa zona come si trova? Magari sulle prime, no? Diciamo che all'inizio staccarsi da Cividale è stato un po' un trauma perché chiaramente spostarsi fuori dal centro c'è stato disagio anche per la clientela, però poi pian piano la zona ha preso piede, non potendo esserci sviluppo in centro a Cividale per determinati tipi di attività, c'è stato un incremento dell'apertura di nuove attività, così l'utenza ha trovato anche un sistema più comodo per potersi dirigere verso la zona industriale e a fare determinate manutenzioni. Ecco. Abbiamo 20 secondi, meno Presidente, per chiudere questo speciale dedicato al COSEF. La richiesta veloce per i cividalesi in questo caso? Per i cividalesi io credo che sia importante rilevare che l'entrata dell'area industriale di Cividale nel COSEF sarà certamente una possibilità e una spinta verso l'ulteriore sviluppo dell'area e un miglioramento senz'altro delle infrastrutture. Bene, ringraziamo i nostri ospiti e grazie a voi per averci seguito a tutti, arrivederci.